Bentornati su On The Road Cycle Edition, secondo episodio. Questa volta, ripartendo da Brusegana, da dove vi avevamo lasciati l'ultima volta, andiamo fino alla zona aeroporto. Come ci andiamo? Con il nostro bel prototipo. Voi avrete la vostra con le bici, io il mio bel prototipo, ma insomma, ci vediamo sulla pista ciclabile subito dopo la sigla. E via che si parte da dove avevamo lasciati l'altra volta, in sella alla nostra bicicletta, ripartiamo per il lungo viaggio che ci porterà dalla zona brusegana fino all'aeroporto Allegri, tramite questa bellissima pista ciclabile che c'è in entrambe le corsie. Noi questa volta analizziamo solo la corsia sinistra ed eccoci qua alla partenza, vediamo subito un veicolo che però si sposta, fortunato perché sennò era un problema, ma qui veicoli proprio in questo punto ce ne sono sempre molti parcheggiati sopra la pista ciclabile. E poi vediamo il primo problema, torna indietro, eccolo qua, abbiamo due cartelli sradicati completamente, poi vi faremo vedere come erano all'inizio, ma continuiamo perché a parte le macchine che si parcheggiano molto spesso su questa ciclabile, il problema è fermo qua, vedete, sono questi bei cartelli che non sono molto resistenti di loro e servono a tenere le bici distanti un po' dai cancelli che vengono continuamente sradicati dai vandali. Eccone qua un altro e continuiamo la nostra avventura, anche qua a sinistra un altro. E poi cosa dobbiamo delineare? Essenzialmente in questa pista ciclabile sono stati messi i pali sulla pista, quindi potrebbero ogni tanto causare dei problemi, anche perché se ci sono due bici che si trovano a passare contemporaneamente potrebbero avere problemi di spazio e potrebbe diventare la cosa pericolosa, però essenzialmente sono abbastanza a lato, non come vedremo più avanti proprio cose in mezzo. Quindi continuiamo sempre in direzione dell'aeroporto Allegri. Adesso qui c'è un semaforo rosso, quindi ci dovremo un attimo fermare quando lo facciamo diventare verde. Eccoci qua, come tutti i bravi ciclisti ci si ferma al semaforo rosso, ricordatevelo. Quindi passiamo con le immagini di notte per andare direttamente al verde, ma fermo, aspetta un attimo, ho visto qualcosa che non andava. Scusa, puoi tornare indietro? Ecco, bravo, torna indietro, non cascare. Verde, vai. Vedi che avevo visto giusto, anche qua due cartelli sradicati. Andiamo avanti, va là. Riprendiamo col giorno perché di notte non si vede, non merito niente. E qui abbiamo l'ennesimo problema, cartelli sradicati e oltretutto due colonnine un po' in stile dico, che però condizionano la leggibilità della pista perché restringono di fatto la corsia. Vediamo che qui comunque a lato di sinistra c'è comunque la corsia dei pedoni, quindi sono due cose separate, la pista ciclabile e la corsia dei pedoni. Molto positiva la cosa, anche se molto spesso si vedono pedoni in mezzo alla pista ciclabile e rispettivamente biciclette in mezzo alla pista pedonale e onestamente non capisco perché. Aspettate le regole, no? Qui finisce la pista ciclabile e inizia la pista mista, infatti vedete un po' costume. Adesso cambiamo orario del giorno, ma sempre la pista è questa e ci portiamo sul cavalcavia per andare finalmente fino all'aeroporto Allegri. Vai, ecco qua. Diversa ora, prima erano le 2 di pomeriggio, adesso sono le 20 di sera. Andiamo veloci, questa è sempre pista mista, sulla destra abbiamo la fermata e qui c'è il servizio di bike sharing, quello che avete visto. Cartelloni pubblicitari e qui siamo praticamente di fianco all'ospedale dei Colli. Attraversiamo e iniziamo la salita verso l'aeroporto Allegri. Anche qui la pista è mista, però è separata da un guardrail. Andiamo, ma è ora dei giudizi, quindi questa pista è ciclabile. Gli togliamo 6 per la segnaletica che appunto è stata vandalizzata, 2 per la manutenzione perché come vedremo ci sono dei problemi anche più avanti,
Poi, ingombri non ne abbiamo trovati, fortunatamente in questo giro, ma di solito ci sono. E per la sicurezza sicuramente una buona pista ciclabile perché è separata, quindi un 8 meno, dai, ci può anche stare. Devo ricordare comunque che abbiamo iniziato a valutarla già la volta scorsa, quando avevamo passato il ponte e il cartello di Padova, quindi da lì partiva la competenza di Padova e da lì parte la nostra pista ciclabile. Qui siamo già sulla discesa, dove però bisogna segnalare, e qui per la manutenzione dove abbiamo tolto i punti, che ci sono le radici degli alberi che sono cresciute sulla strada. Qui sulla destra poco si vedono, però ci sono degli alberi e hanno fatto crescere delle radici che di fatto, come vediamo dalla telecamera che si scuote, rischiano di mettere a repentaglio la nostra sicurezza. Per il resto la pista ciclabile è abbastanza sicura, buona, separata dalla strada come dicevo, e ci sono pochi ingombri. Quindi noi adesso che siamo arrivati qui all'aeroporto Allegri ci salutiamo, la prossima volta intanto valuteremo un'altra pista ciclabile, ma questa l'abbiamo valutata così. Insomma, se volete percorrerla è in zona Bruzzegana, partendo appunto da Tencarola la potete prendere. Incrocia poche strade principali e ci sono anche pochi cancelli che ne sbucano, quindi anche questo un punto a favore per la sicurezza. Insomma, ci sono la via Ciamicianna che interseca via Cale e basta, essenzialmente di importanti ci sono queste due. Vabbè, come vi ho detto, quindi io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio di On the Road Cycle Route Edition, che sarà appunto sull'argine che collega il Bassanello fino alla Mandria. Commentate questa puntata sul nostro sito internet e noi ci rivediamo la prossima volta. Ciao!